Pace a tutti. La parola di Dio in Isaia 59, versetto 19, dice così: Così si temerà il nome dell'Eterno dall'ovest e la sua gloria dall'est. Quando l'avversario verrà come una fiumana, lo Spirito dell'Eterno alzerà contro di lui una bandiera. Ecco. Questa bandiera si chiama lode, la gioia del Signore è la nostra forza, colui che può fare infinitamente al di là di ciò che chiediamo e pensiamo è qua in mezzo a noi. E allora oggi loda il Signore, fai un sacrificio di lode, getta il tuo peso su di Lui e il Signore interverrà e opererà nelle nostre vite. Amen. Amen. Dio ci benedica. Lodino gli angeli, lodino il cielo, ogni creatura celeste
Signore. Se sono insieme al Signore felice sarò, di nulla temerò, perché grande è il mio Signore, come grande è il mio Signore, Gesù, Signore. Oggi è un giorno di festa, che passerò con Gesù. Il mio Signore vicino mi proteggerà dal male. Oggi è un giorno di festa, voglio lodare Gesù. Se sono insieme al Signore felice sarò, di nulla temerò, perché grande è il mio Signore. Se sono insieme al Signore felice sarò, di nulla temerò, perché grande è il mio Signore, come grande è il mio Signore, Gesù, Gesù. Oggi è un giorno di festa, voglio lodare Gesù. Se sono insieme al Signore felice sarò, di nulla temerò, perché grande è il Signore, come grande è il Signore, Gesù. Di nulla temerò, perché grande è il Signore, come grande è il Signore, Gesù, Gesù, Signore. Gloria a Dio, amen. Questo è un giorno di festa, rallegriamoci in esso, dice la parola di Dio, amen. Stamattina vedo che non puoi concludere, sono un po' in ritardo, vedo un po', ma siamo qui per lodare il Signore, amen. Alleluia, quanti sono gioiosi del Signore? Sono venuti qui per lodare il Signore, amen. Non c'è cosa più bella di entrare nei suoi cortili con ringraziamento e con lode, amen. Sapete che il Signore non va in ferie? Non è bello sapere che lui non va in ferie, non ha bisogno di riposarsi. Egli è colui che non dorme e non sonnecchia, dice la parola di Dio. Gloria a Dio, questa mattina vogliamo aprire il nostro cuore per lodarlo con tutto noi stessi. Quanti sono venuti qui questa mattina perché hanno bisogno di una parola che viene dal trono di Dio? Alleluia! Quanti hanno detto, Signore, questa mattina ho desidero che tu parli al mio cuore, quando stanno vivendo un momento particolare della propria vita, e quanti credono che Gesù è in mezzo a noi. Alleluia, gloria a Dio. Più volte vi chiedo di prendere posti un po' più avanti, di stare un pochettino più al centro, perché così vi vedo meglio, stiamo un po' più vicini, ma anche perché per coloro che si collegano pensano che questa mattina la chiesa è vuota, invece non è vuota, ci siamo, amen. Quindi ascoltate quando qualcuno vi invita un po' di venire un po' più al centro, un po' più avanti, perché lo so. Quindi questa mattina vogliamo insieme offrire un culto al Signore. Amen. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Dio è buono. Amen. Gloria a Dio. Pianista nuovo questa mattina. Wow. Alleluia. Nessuno è come te. Adoro te, Signore mio, nessuno è come te. Adoro te, Signore mio, voglio che
sei. Adoro te, Signore mio, nessuno è come te. Adoro te, Signore mio, nessuno è come te. Adoro te, mio Re dei Re, voglio che tu regni in me, io amo te, tu la mia giustizia sei. Adoro te, Signore mio, nessuno è come te. Nessuno è come te. Nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità non troverei uno come te. Nessuno è come te. Nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità non troverei uno come te. La tua bontà scorre come un fiume, sempre guarisce il mio cuore. Fra le tue braccia mi sento al sicuro, nessuno è come te, nessuno è come te. Nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità non troverei uno come te. La tua bontà, La tua bontà scorre come un fiume, sempre guarisce il mio cuore. Fra le tue braccia mi sento al sicuro, nessuno è come te, nessuno è come te. Nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità non troverei uno come te. nessuno è come te. Nessuno è come te. Nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità non troverei uno come te. Se cercassi per l'eternità non troverei uno come te. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Signore, grazie che ti sei fatto trovare da ognuno di noi. Signore, grazie
per l'opera che tu hai compiuto sulla croce per ognuno di noi, Gesù. Grazie per il tuo sangue versato. Attraverso di esso noi abbiamo avuto guarigione e liberazione dal peccato. Signore, grazie che questa mattina siamo qui, possiamo essere qui per lodare e benedire il tuo nome. Chiediamo l'unzione del tuo Santo Spirito in tutto quello che noi facciamo, che la tua presenza sia così tangibile in mezzo a noi, perché Signore quello che fa la differenza nella tua Chiesa è la tua presenza. Signore, questa mattina so che tu sei qui per guarire i cuori, per liberare, per sanare. Signore, grazie. Perché questa mattina noi siamo certi, fiduciosi, che tu ascolti ogni grido che esce dal cuore da ognuno di noi, anche quello silenzioso, perché tu sai leggere i nostri cuori, conosci ognuno di noi. Padre, benedici dovunque in questa mattina si sta lodando, benedicendo e lodando il nome di Gesù. Padre, benedici i nostri fratelli che sono a casa, che sono nel letto di infermità. Stendi la tua mano di guarigione, tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Benedici anche i nostri fratelli che sono in un periodo di vacanze, di ferie. Vuoi tu benedirli, Signore? Vuoi tu dargli nuove forze? Grazie, Padre, per questa opportunità che ci dai ancora questa mattina di offrire un culto che sia accettevole a te. Veniamo a te così come siamo, ma fiduciosi, Signore, che tu questa mattina stenderai la tua mano per benedire le nostre anime. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia, gloria a te, Signore. Grazie, Spirito Santo. Grazie, Signore. Alleluia, gloria a Gesù. Grazie, Signore. Signore, vengo a te, rinnova e cambia il mio cuore per la grazia che ho trovato in te. Signore, vengo a te, le debolezze che io ho, le cancellerai col tuo grande amore. Stringimi con il tuo amore, vicino a te. Se spero in te, arriverò più in alto e volerò con te, e tu mi guiderai col tuo grande amore. Voglio star con te, vicino al volto tuo, Signore, e vivi dentro me col tuo grande amore. Voglio star con te, fare la tua volontà e sempre vivere col tuo grande amore. Stringimi con il tuo amore, riempimi
te. Se spero in te, arriverò più in alto e volerò con te, e tu mi guiderai col tuo grande amore, e volerò con te, e tu mi guiderai col tuo grande amore, e volerò con te, e tu mi guiderai col tuo grande amore. Alleluia, Signore. Grazie, Signore. Accomodatevi, gloria a Gesù. Alleluia, gloria a Dio. Portami più vicino a te. Amen. Quanti vogliono stare più vicino al Signore? Sì. Ok, Silvia condividere qualcosa? No, sì, Un annuncio? Scusate, solo per dire che stiamo chiudendo le iscrizioni per il coro. Quindi se qualcuno aveva una mezza idea e non ha ancora deciso, ma gli piacerebbe, me lo fate sapere questa settimana, poi chiudiamo. Vi ricordo che noi cerchiamo adoratori, non cantanti professionisti. Magari se non siete stonati aiuterebbe molto, però la cosa principale è che noi siamo il coro, l'opera del coro è adorare, portare il messaggio di salvezza di Gesù Cristo. Questo è il nostro scopo, quindi se dentro nel vostro cuore vorreste farlo insieme a noi, me lo fate sapere. Grazie. Amen. Alleluia. Con il nostro coro gospel abbiamo cantato in luoghi dove neanche immaginavamo di poter andare, poter stare nei teatri, e veramente il Signore ha benedetto, ha parlato i cuori, erano sempre pieni, le persone stavano fuori, non ce la facevano a entrare, ma vogliamo ringraziare il Signore. Adesso vogliamo riformare di nuovo questo coro, ma vogliamo annunciare l'Evangelo. Amen. Quindi abbiamo già delle prenotazioni, persone che ci hanno chiamato per dire venite da noi, quest'anno sarete con noi. Dobbiamo ancora in realtà, mettere insieme il coro, perché alcuni che erano nel coro sono usciti, sono andati via, sono in altre comunità, e quindi alcuni sono partiti, ma vogliamo formare un coro che possa lodare e glorificare il nome del Signore. Amen. Quindi quanti hanno nel cuore di poter partecipare, parlate con Silvia, perché stiamo chiudendo un po' il numero del coro. Poi ci saranno le prove, comunque poi ognuno parteciperà, poi vi diremo quando, come, cosa. Va bene? Gloria a Dio. Amen. Vogliamo fare gli auguri che questa mattina è il compleanno di Rachele. E Rachele è tornata proprio... È tornata proprio ieri dalla Sicilia, dalle ferie, o meglio, dovevano essere ferie, ma comunque sono state, no? Ok? Gloria a Dio, quindi ringraziamo il Signore anche per Rachele che è venuto in mezzo a noi. Voglio dare il benvenuto a quanti sono per le prime volte in mezzo a noi, che Dio vi benedica grandemente, che vi possiate sentire in famiglia. Alla fine potete prendere un opuscolo gratuiti sopra là, ci sono i Nuovi Testamenti che potete prendere gratuitamente. Dio vi benedica. Amen. Gloria a Dio. Poi volevo dire anche quanti giovedì sono stati qui, perché giovedì c'era un buon numero di partecipanti allo studio biblico, eravamo almeno una cinquantina. Quindi quanti hanno partecipato giovedì allo studio biblico di affronta i tuoi giganti? Quanti sono stati benedetti giovedì sera allo studio di affrontare i tuoi giganti? Bene, voglio dirvi che giovedì prossimo avremo la parte 2, affronta i tuoi giganti, e sarò affiancata dalla sorella Anna, che la sorella Anna, come sapete, è una psicologa, e quindi lei farà un aspetto psicologico di affrontare i giganti, io farò l'aspetto spirituale. Va bene? Quindi giovedì prossimo vi aspettiamo lo stesso, affronta i tuoi giganti. Vi aspettiamo. Gloria a Dio. Alleluia. Quanti sono adesso curiosi di sapere ciò che la parola di Dio vuole dirci? Più che curiosi, aspettarci ciò che la parola di Dio vuole dirci. Amen. Gloria a Dio. Mi sembra che non devo dire altro, no? Martedì sera non c'è
non c'è l'incontro di preghiera, o meglio c'è l'incontro di preghiera per quelli che vogliono venire, perché c'è il pastore Emanuele che è qui presente martedì per accogliere quelli che desiderano anche venire in chiesa per pregare. Ma casa tua deve sempre essere aperta alla preghiera. Devi avere la tua stanza di preghiera. Ce l'hai la stanza di preghiera a casa tua? Amen. Perché è importante avere il tuo luogo di adorazione, perché è quel luogo intimo, privato, fra te e il Signore. Gloria a Dio. Voglio ricordarvi che Gesù ha detto: chi ascolta la mia voce, quindi ha bisogno di sentire la tua voce, e tu hai bisogno di sentire la sua voce, perché Gesù dice che i miei conoscono la mia voce. Amen. Quindi abbiamo bisogno di andare privatamente dal Signore per ascoltare la sua voce. Amen. Non quella del pastore della chiesa. Pastore, non mi chiami, pastore, non ti sento, pastore, avrei bisogno, pastore, vai da Gesù. Vai da Gesù. Non perché io non voglio venire, ma vai da Gesù. Amen. Ho predicato su questo argomento, vero? Qualche tempo fa, ma anche io devo fare la mia parte. Gloria a Dio. Bene, il messaggio di questa mattina che voglio condividere con voi è: quale via? Quale via? Vedete, ci sono degli omini là che l'uomo si ferma all'incrocio e dice: quale via? Ora, questo messaggio sarebbe semplice se io predicassi che Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, ma non è su questo argomento che voglio parlarvi questa mattina. Quanti di voi hanno un navigatore satellitare in macchina? Quasi tutti. Se non l'avete, avete anche sul telefonino il navigatore, no? Solo che sul telefonino mi sembra, io ho il navigatore in macchina, mi sembra che non ci sia l'opzione, se non sbaglio, di seguire quelle più breve, più veloce, più... no? Invece c'è anche quello. A me mi dà direttamente, quando metto sul telefonino, quando il mio navigatore non lo aggiorno, mi porta su una strada. Una volta mi stava portando in un lago, gloria a Dio che non l'ho seguito, perché... Comunque c'è questa opzione, no? Quale via vuoi seguire? Quella più veloce o quella più breve? Ecco, e questa mattina vi parlerò di una via che il Signore non ha fatto fare. E c'è un perché. Venite con me in Esodo, al capitolo 13, leggeremo soltanto 2 versetti della parola di Dio. 2 versetti della parola di Dio. Versetto 17 e versetto 18. Capitolo 13. Quanti conoscono la storia dell'Esodo? Se non la conosci, ti consiglio di leggerla. Ma ci troviamo alla fine, dopo le 10 piaghe, versetto 17 dice: ora, quando il faraone lasciò andare il popolo di Dio, non lo condusse per la via del paese dei Filistei, benché fosse più breve, poiché Dio disse: perché il popolo non si pente quando vedrà la guerra e non ritorni in Egitto. Ma Dio fece fare al popolo un giro per la via del deserto verso il Mar Rosso, e i figli di Israele salirono armati dal paese d'Egitto. Voglio che tu questa mattina possa tornare a casa con questo pensiero nella tua mente. Ripetitelo spesso: Dio non fece fare, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, benché fosse quella più breve. Dio non condusse il suo popolo per una via che era quella più breve. Noi avremmo scelto quella più breve, no? Vogliamo arrivare sempre subito noi alle cose. Vogliamo le cose subito, fast food. Sapete chi è il migliore chef al mondo? Hanno detto Findus. Tutto surgelato, presta, fai, sbrighi, metti in forno, via, e mangi, via, e non sai quando male ti fa. Le nostre mamme si mettevano ore e ore. Io ricordo ancora mia mamma, il ragù, la domenica mattina ti svegliavi con sto odore del ragù. Alle 6 metteva il ragù, la carne, e si mangiava alle 3 del pomeriggio. Quindi andava fino all'1, alle 2 il ragù, la carne. Quando la tagliavi proprio con la forchetta, sto ragù andava per ore. Adesso è tutto in fretta. Ma vi parlo di cibo come vi parlo delle cose spirituali, perché questa mattina siamo qui per ascoltare ciò che lo Spirito dice alla Chiesa.
A volte vogliamo tutto dal Signore subito e vogliamo le cose più brevi, ma Dio non li portò per la strada dove era più breve. Innanzitutto vediamo una cosa, dobbiamo comprendere una cosa, e questo lo dobbiamo capire. Quando noi abbiamo scelto il Signore, se tu questa mattina sei qui e hai fatto una scelta, cioè hai deciso di seguire il Signore, quello che conduce la tua vita è il Signore. A me piace quando rispondete con l'amen. Sapete perché? Perché partecipate al culto. Il culto non lo faccio solo io. A me piace sentire l'amen. Cosa vuol dire amen? È così. Amen. Quindi partecipi al culto e dici amen. Fate un giro nelle chiese ghanese, nelle chiese africane. E vedete cosa succede quando il predicatore predica. Si alzano e gridano amen, ballano addirittura. Una scossa al culto. E chi predica partecipa di più a quello che sta dicendo, perché non sta dicendo frottole o non sta dicendo niente di particolare o di suo, ma sta confermando ciò che la parola di Dio dice. Quindi chi guida la tua vita non è né il pastore della chiesa, perché in quell'occasione non era Mosè, perché loro pensavano che fosse Mosè che li aveva liberati dal popolo d'Egitto, da mano agli egiziani. Difatti, se voi leggete il capitolo 32 dell'Esodo, al versetto 7, l'Eterno disse allora a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto si è corrotto. Dio diceva a Mosè: tu l'hai fatto uscire dal paese d'Egitto, perché voleva vedere Mosè che cosa rispondeva. E il Mosè gli replicò al versetto 11: allora Mosè supplicò l'Eterno, il suo Dio, e disse: perché o Eterno dovrebbe la tua ira accendersi contro il popolo che hai fatto uscire tu dal paese d'Egitto? Mettiamo le cose in chiaro. Non c'è nessun uomo sulla faccia della terra che può condurre la tua vita. Lo voglio replicare, mi avete sentito bene giovedì nello studio biblico che ho fatto dei giganti. Noi dobbiamo fare molta attenzione. Non c'è nessun uomo che può governare la tua vita, essere spirituale o che sia, l'importanza della sua autorità spirituale che egli abbia. Tu hai il tuo rapporto personale con Dio. Non puoi delegare agli altri ciò che tu devi fare. Dio parlerà alla tua vita di quello che tu devi fare, come devi scegliere e come camminare. Perché il nostro Dio è un Dio personale, è un Dio individuale. Noi possiamo predicare la parola, e dobbiamo fare anche attenzione a quello che predichiamo, e tu devi fare anche attenzione a ciò che ascolti della parola di Dio, perché questo formerà il tuo carattere, formerà la tua anima. Io sono ancora qui dopo tanti anni a scrollarmi di dosso tutto quello che l'uomo ha inserito nella mia vita di far diventare peccato ciò che peccato non era. E questo ha condizionato la mia coscienza. Dobbiamo fare attenzione quando parliamo con i bambini, quello che gli diciamo ai nostri figli. Sapete che vita e morte è nel potere della lingua? Sapete che quando noi malediciamo viene maledetto la persona? Ci sono persone ancora oggi, forse anche in mezzo a noi, che talmente che sono stati maledetti da bambini, che hanno ricevuto delle maledizioni, che vivono ancora vittime e prede di questa situazione. Vero, sorella Anna? Dov'è la sorella Anna? Ah, eccola lì. È vero o no? Che li tiene in cura ancora queste persone. È molto faticoso liberare dalla mente queste persone. C'è gente che non riesce a comunicare, a parlare in mezzo agli altri perché gli hanno detto: tu sei un imbecille, non capisci niente. Non diventerai mai nessuno. L'altro è sempre più bravo di te. E queste persone, magari la loro capacità, molto intelligenti e preparate, si sono sentite sempre vittime. E continuano a vivere in questo vittimismo, fin quando non arriva lo Spirito Santo e libera completamente questa persona. Io sono una di queste prede. Io non avrei mai potuto predicare davanti agli altri, come questa mattina in mezzo a voi, ma gli altri lo sanno, ho predicato anche davanti a 500, 600, 1000 persone. Non ho problema di andare a predicare in giro, anche nelle piazze. Ma io avevo vergogna, mi vergognavo. Avevo paura, mi nascondevo, ma quando lo Spirito Santo è entrato nella mia vita e mi ha liberato, sono pronto a proclamare l'Evangelo da qualsiasi tetto,
da qualsiasi posto, perché è Lui che libera l'anima, quell'anima che Lui ha creato, perché è Dio che ti ha creato. Dio conduce il suo popolo ed è importante sapere chi conduce la tua vita. Innanzitutto noi vediamo nella parola di Dio che vi era un angelo che accompagnava il popolo di Dio nell'uscita dall'Egitto. Ce lo dice negli Atti degli Apostoli, l'Apostolo Paolo, ma in Esodo al capitolo 14, versetto 19, ci dice: allora l'angelo di Dio che camminava davanti all'accampamento di Israele si spostò e andò a mettersi dietro. Egli è colui che è davanti a te e colui che è dietro di te. È colui che ti protegge davanti e protegge di dietro. Egli è lo scudo. E l'angelo, noi sappiamo chi era l'angelo dell'Eterno nell'Antico Testamento. Era Gesù. Gesù c'è sempre stato, dall'inizio fino alla fine. Egli è colui che ha detto: non vi lascerò soli, mai. E quindi era quest'angelo che accompagnava. E addirittura l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi, al capitolo 10, al versetto 4, dice: e tutti bevvero dalla medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Or quella roccia era Cristo. Wow! Loro pensavano, difatti vi ricordate perché Mosè non è entrata nella terra promessa? Perché doveva parlare alla roccia, Dio gli aveva detto: parla alla roccia affinché la roccia uscisse l'acqua per dare da bere a tutti quanti, ma lui si vantò un po' e disse: volete che vi faccia uscire l'acqua dalla roccia? E al posto di parlare alla roccia iniziò a percuotere la roccia. E la parola di Dio ci dice che quella roccia era Cristo. Non possiamo percuotere Cristo, possiamo parlare con Cristo. E a volte io sento anche delle preghiere come se fossero delle riprensioni a Gesù. A volte si innalzano delle preghiere come se fossero delle riprensioni al Signor Gesù. Ascolta, parla a Gesù, parla con Lui. Digli anche le tue delusioni, ma parla con Lui, perché Lui ti ascolta. Lui ti ascolta. Qualcuno ha detto che il Signore è lontano da noi una preghiera. Una preghiera. E Dio, la cosa importante per Lui era e ancora oggi lo è, che siccome che Dio prevede i nostri sentimenti, Dio conosce i nostri sentimenti perché Dio ci conosce meglio di noi stessi. Siete d'accordo? Avete mai fatto delle cose che non avreste mai fatto? Vi siete mai trovati a fare delle cose che poi vi siete pentiti di averle fatte, addirittura vi siete detto: ma com'è successo che ho fatto questa? Non l'avrei mai voluto fare, questa cosa. Ti è mai successo di fare? Sai perché? Perché non ti conosci, perché non sai dove puoi arrivare, dove arrivano i tuoi limiti e soprattutto dove arriva la tua lingua. Questo piccolo timone, Giacomo dice, che bisogna fermarlo ogni tanto, anzi il più delle volte. Bisogna fermarlo. Difatti dice: se avete una parola di bene ditela, se non l'avete tacete. È meglio, perché noi sappiamo che una parola detta con offesa è più brutto di avere un pugno in faccia o un pugno in uno stomaco. In modo particolare il sesso debole, che è la donna, preferisce più una parola dolce che un fiore. Preferisce più una parola detta con il cuore. Vuoi conquistare una donna? Conquistala col cuore. Più con altre cose. Vedrai che non ti lascerà mai. La sua preoccupazione era quella che loro tornassero in Egitto. Perché lui dice, abbiamo letto qui, quando il faraone lasciò andare il popolo, Dio lo condusse per la via del paese dei Filistei, benché fosse la via più breve, poiché disse: poiché il popolo non si penda quando vedrà la guerra e non tornerà in Egitto. Questo era il suo pensiero. Sai cosa si preoccupa il Signore di te e di me? Che noi torniamo alla vecchia vita che abbiamo lasciato.
L'Apostolo Paolo dice: se io riedifico quello che ho distrutto, sono rovinato. Perché a volte noi riedifichiamo quello che abbiamo distrutto. Torniamo di nuovo alla vecchia vita. E difatti era questo che loro, vi ricordate, si iniziarono a pentire, a dire: stavamo bene in Egitto, mangiavamo le cipolle. Il Signore aveva provveduto per loro sempre la manna dal cielo, l'acqua, la carne. Eppure loro si pentivano di stare lì in schiavitù e mangiare le cipolle. Questo è il cuore dell'uomo. Pentirsi e non fidarsi del Signore. Se Dio ha deciso per te di portarti per la strada più lunga e non stai vedendo ancora quello che tu desideri vedere e pensavi che forse per te sarebbe stata la via migliore, quella breve, ci sarà un perché. C'è un perché. C'è un perché. Gesù si preoccupò di Pietro prima che Pietro peccasse. Lo chiamò e gli disse: Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Cioè tu non torni indietro, Pietro. Difatti Pietro cosa fece? Tornò a pescare. E il Signore lo aspettò a riva e gli fece quelle 3 famose domande. Mi ami tu, Pietro? Che grande il nostro Signore, non ci rinfaccia mai i nostri errori. Quando torniamo indietro, Lui è un Dio d'amore. Così grande, così immensamente grande. Dio sa qual è la via migliore per ognuno di noi. E non preoccuparti se non stai vedendo ancora, non preoccuparti se il Signore ti ha portato o ti sta portando per una via più lunga. E tu avresti potuto dire: ma Signore, ma perché? Signore, ma non sarebbe stato meglio che avresti agito in questo modo? Ti è mai successo? A me è successo questo. A me è successo di aiutare Dio. O pensare di aiutare Dio. Non vergognarti, alza la mano se è successo anche a te. Non vergognarti, siamo umani. Non sentite mai quelle preghiere: Signore fai, Signore fai, Signore di, Signore, come se il Signore non sapesse cosa fare, è smemorato. Il nostro Dio non ha il cervello, colui che ha creato il cervello non ha cervello. Colui che ha creato l'occhio non vede, colui che ha creato l'orecchio non mi sta ascoltando. Sto dicendo cose strane? Ma Dio fece passare il suo popolo per un giro più lungo e lo portò per una via del deserto. Quanti hanno passato dei deserti spirituali? Quanti sono usciti dal deserto spirituale? E come siamo usciti dal deserto spirituale? Più forti di prima o no? Il deserto fa bene. Fatti un giro in ospedale. Semplicemente. Un pastore disse: quando tu sei arrabbiato, fatti un giro in ospedale e poi esci. Così apprezzi quello che hai e vedere quello che gli altri stanno soffrendo in quel momento. Dio a volte permette delle situazioni nella nostra vita, permette il deserto, perché noi cresciamo nel deserto. Addirittura il Signore dice: la porterò a me, la accoglierò nel deserto, la fidanzerò a me nel deserto. E addirittura quando parla con il faraone dice: lascia andare il mio popolo perché mi lodi nel deserto. Pazzesco! Perché mi celebrano il culto nel deserto, perché è proprio lì dove noi ci incontriamo con il Signore. Nel deserto noi ci incontriamo con il Signore, ma noi vogliamo tutto e subito. Noi non vogliamo andare nel deserto, noi vogliamo passare dall'altra parte, vogliamo superare il deserto, vogliamo andare direttamente per dove il Signore ci ha stabilito di andare. Sapete quanti giorni ci volevano per arrivare in Canaan? Quanti sanno quanti giorni ci volevano uscire dall'Egitto nella terra promessa? Ci volevano 40 giorni. 40 giorni. Quando ci hanno messi? Un zero in più. Non è tanto. 40 anni. Eppure il Signore ribadisce che in questi 40 anni i tuoi vestiti non si sono logorati.
né i sandali ai tuoi piedi si sono consumati. In 40 anni, quello che loro avevano, Dio ha provveduto per 40 anni, malgrado loro sono stati disubbidienti a Dio. Ma non è grande l'amore di Dio? Puoi dirlo questa mattina, malgrado la mia disubbidienza, il Signore è ancora con me. Gloria a Dio. Voglio raccontarvi una testimonianza di un caro amico pastore, un mio amico, pastore Domenico Modugno, pastore adesso della Chiesa di Napoli, delle Assemblee di Dio. Lui è stato direttore, pochi anni fa, 2 anni fa, è stato direttore della scuola biblica delle Assemblee di Dio, ma è stato pastore in Puglia per tanti anni a Modugno. Lui ha avuto una delle sue figlie che era incinta, ha sposato un ragazzo di Napoli, era incinta e ha partorito in una clinica privata. Il papà, il pastore Modugno, è stato per anni infermiere in sala operatorio per tanti anni, 15 anni se non sbaglio, quindi lui sapeva un po', e quando c'è stato questo parto l'hanno fatto entrare anche a lui in sala operatoria per assistere al parto della figlia. E lui ha assistito al parto, tutto quanto, la figlia è andato tutto bene. Dopo una settimana dal parto la figlia ha iniziato a telefonare al suo papà, a dire: papà, sai, non mi sento più le gambe, non ho forza. Il padre ha detto: va bene, sarà il parto, non ti preoccupare, perché c'è uno sforzo non indifferente, così. Dopo un po' gli chiama e gli dice: papà, il bambino piange, io non mi sento neanche la forza di andarlo a prendere e allattarlo, cioè tenerlo in braccio, io non ce la faccio a tenerlo in braccio. Così fanno una visita e per 2 volte queste visite che fanno gli sbagliano quello che lei aveva. Ecco, dopo la 3ª volta, perché lei si aggrava, iniziano a farsi le mani tutte blu, completamente blu, che addirittura quando arrivò al pronto soccorso pensavano, in un periodo invernale, pensavano che avesse i guanti. Quindi i dottori gli dissero: signora, si tolga i guanti. Dice: ma dottore, queste sono le mie mani, io non ho guanti. E lei aveva avuto una setticemia dopo parto, in fin di vita. È stata una cosa pazzesca. E lui diceva che l'hanno dato una stanza e in questa stanza la prima settimana c'era un letto libero vicino a sua figlia, e questa era una fortuna, una gioia, perché sia la mamma che lui si alternavano e stavano lì a fianco nel letto. Siccome che sapevano che lui era un'infermiera, era un collega, l'infermiera la mattina va lì e inizia a fare questo letto e quasi un po' stava male e gli dice: guardi, mi dispiace, Signore, sapeva anche che lui era pastore, dice: mi dispiace, ma arriva una signora e dobbiamo metterla. Io ho parlato con i dottori perché la potevamo mettere in qualche altra stanza, ma ha detto: non se ne parla neppure, lei deve andare lì. Dice: va bene, non si preoccupi. Erano un po' amareggiati, stavano male. Dice: ma come? Signore, cioè avevamo una stanza, perché ce la togli questo letto? Arriva, dice: ma chi arriva? Arriva una donna dall'Africa, è africana. E cosa ha? La malaria. E anche sta male. Non so che cosa aveva, un'altra malattia che adesso mi sfugge. Dice: va bene. E allora arriva questa donna, la mette là. E questa donna inizia le prime cure, era là sdraiata, dice loro quando andavano a trovare la figlia la vedevano, non parlava, stava lì, ma così. A un certo punto il papà comunque e sua figlia, dice il pastore Domenico, che sua figlia si era chiuso come un riccio. Pur venendo in chiesa, pur partecipando ai culti, pur essendo lì, questa situazione l'aveva atterrita. Lei non voleva parlare con il padre, non parlava con la madre, non voleva parlare con nessuno, si era chiuso. E più volte il padre diceva: cantiamo un cantico, preghiamo, lei chiusa, si girava dall'altra parte. Questa donna si alza dal letto, il giorno che stava meglio, dopo la cura, dopo 3-4 giorni,
E lui era lì presente vicino alla figlia e dice: ma voi siete evangelici? E dice: sì, siamo evangelici. Dice: ma siete pentecostali? Dice: sì, siamo di fede. Pace, io sono una sorella in Cristo, dice lei. Il pastore dice: gloria a Dio, mi fa piacere. E allora si salutano, finito l'ora E questa sorella dice che ogni volta diceva alla figlia del pastore: tu devi dire al Signore: Signore, portami a casa perché io ho un bambino che mi aspetta. Portami a casa perché ho un bambino che mi aspetta. Devi lodare il Signore. E lei la prima volta non lo fece, la seconda volta non lo fece, e dice che questa sorella, quando lui andava, il pastore stava in silenzio, il padre vedeva che questa sorella girava intorno al suo letto e diceva, lodava il Signore in lingue, girava intorno al letto e diceva, poi si fermava e diceva: tu devi glorificare il nome del Signore e devi dire: Signore, portami a casa perché ho un bambino che mi sta aspettando. E a un certo punto lei inizia a piangere e inizia a alzare le mani e dire: Signore, portami a casa perché io ho un bambino che mi sta aspettando. In quel momento viene completamente liberata e guarita. Dopo 2 giorni lascia l'ospedale e va a casa. Signore, perché hai permesso che viene una donna qui e mi toglie il posto a me? Un'africana? Una che addirittura ha una malattia che è contagiosa. Avremmo potuto dire: Signore, perché questa via? Perché mi stai portando per questa via? Siete d'accordo o no? Ma Dio conosce la via. Dio sa qual è il meglio per te. Tu non lo sai, ma Lui lo sa. Fidati. Paolo e Sila si trovano nelle carceri che non avevano fatto niente, anzi avevano liberato, avevano guarito, ma si trovano in quelle carceri e potevano dire: ma Signore, noi volevamo andare a tutt'altro e tu ci hai mandato qui. Lo Spirito Santo gliel'aveva vietato, vi ricordate, di andare in Bitinia, dice loro volevano andare lì, ma no, lo Spirito Santo gliel'aveva vietato e li porta in mezzo a questo popolo. E che cosa fa Filippi? Parla del Signore a qualcuno, viene guarito e vengono messi in carcere e vengono gettati in fondo alla prigione, picchiati, frustati. Avrebbero dire: Signore, ma questa è la via? Questa è la via più breve. Ma non sapevano che c'era un piano straordinario. Qual era il piano? Era che il carceriere si convertisse, che il terremoto venisse in quel luogo e che tanti carcerati furono liberati. Se Dio ti sta portando per una strada, abbi fiducia, perché Dio vuole usarsi di te. Noi ci lamentiamo solo. Quanti sanno che da quando abbiamo accettato il Signore siamo scesi nelle acque battesimali, abbiamo fatto un patto con Lui di servirlo per vita e per morte? La nostra vita non appartiene più a noi, ma appartiene a Dio. E Lui vuole guidare la tua vita. Vuole servirsi di te. Gloria a Dio. Deuteronomio 8, 2, 3. Ascoltate bene quello che dice la parola di Dio. Scrivitelo questo qua, mettitelo scritto e ricordatelo. Se stai vivendo un momento particolare, scrivitelo. Ricordati tutta la strada che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto. Chi è che gliel'ha fatto fare quella strada? 40 anni nel deserto per umiliarti, per metterti alla prova, per sapere quello che c'era nel tuo cuore e se tu osservassi o no i suoi comandamenti. Così Egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti comprendere. Per farti comprendere. Fratelli, noi abbiamo passato 2 anni e mezzo con le mascherine.
E all'inizio vi ricordate che cosa è avvenuto quando è successo? Ve lo ricordate cosa abbiamo vissuto? Andavi al supermercato, non sapevi cosa toccare, cosa non e continuavi a lavarti le mani. Adesso una paura, tutti quanti nel panico completo. Morti su morti, abbiamo visto i camion che passavano, tutti quei morti, un terrore era avvenuto. Ve lo ricordate o no? Non siamo più venuti nei locali di culto, tutto chiuso. Era tutto chiuso, si vedeva solo il Papa in mezzo alla piazza, che era sceso, e fecero vedere lui che camminava, che era andato a pregare alla Madonna. Per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Fidati di Dio, fidati del Signore. Non ti preoccupare per quello che tu stai vivendo. Se sei stato portato per una strada che a te non piace, fidati del Signore. E se sei andato a scegliere tu quella strada, fidati che Lui ti tirerà fuori da quella strada. Fidati. I 2 discepoli sulla via di Emmaus scelsero di andare su quella strada. Si allontanarono. Pur ascoltando e sentendo, perché questo è quello che loro dicono poi a Gesù, cammin facendo. Fatto sta che certe donne ci hanno detto che sono andate al sepolcro, ma il sepolcro era vuoto. E sapete chi erano queste donne? Le loro mogli. Quante volte le nostre mogli parlano e hanno ragione? La donna va più avanti di noi, è proprio secoli più avanti di noi, vede oltre, è un dono di natura, un dono di Dio, la maternità, la donna vede oltre, noi siamo... Qualcuno ha detto che il capo dell'uomo e della donna è vero, è l'uomo, no? Il capo, la testa. Sì, però la donna è il collo che fa girare il capo dove vuole. È vero. Ci illudiamo di aver scelto la donna e lei che ha scelto noi, perché alla fine se non ti vuole, hai voglia? I 2 discepoli prendono una strada, si allontanano, camminano su quella strada, delusi. Noi credevamo che fosse stato lui, era un profeta. Gesù non era un profeta, era Dio. E quindi vanno per quella strada, ma Gesù cosa fa? Gli va incontro e li va a prendere e si presenta a loro. Per fare cosa? Perché la cosa che il Signore ha al cuore è che tu torni in Egitto e che tu torni indietro, ma Lui ti verrà a cercare, ti verrà a prendere. Non ti preoccupare, io non vengo a prenderti, forse, ma Lui viene a prenderti. Perché chi ha dato la sua vita per te è Lui, non io. Ma Lui ha dato la sua vita per te. E non potremo mai capire l'amore di Dio. Noi arriviamo a tal punto, ma se non vuole capire, gli ho parlato tante volte, gli ho detto tante volte del Signore, gli ho detto quello che doveva fare, ma sì, che faccia la sua... No, il Signore no. Il Signore fino all'ultimo alito della tua vita continuerà a parlarti e a dire, oh figlio mio, torna indietro. Figlio mio, torna indietro. Ecco una via, scegliere questa via. Paolo, apostolo, che allora era Saulo, si incontrò con Gesù su una via. Ve lo ricordate? Qual era questa via? La via di Damasco. Ognuno di noi, ascoltate, nel nostro cammino spirituale, prima o poi passeremo per la via di Damasco. Tutti. E tutti quanti noi ci incontreremo con il Signore. Perché la tua salvezza non è questione di mentalità. Non è essere rinnovati nella nostra mente di un rapporto dottrinale. Non è la dottrina, ma è Cristo. Io mi sono incontrato con Cristo risorto. E l'Apostolo Paolo dice, vana la nostra fede se noi non ci siamo incontrati con Cristo risorto. E l'Apostolo Paolo si è incontrato con Cristo. Vi ricordate? Fece quello scontro forte, che andò via la sua vista. Quello che lui vedeva prima non era più valido e il Signore tolse la sua vista di prima e iniziò a dargli una vista nuova. Paolo,
perché mi persegui? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Stava perseguitando Gesù, stava perseguitando la Chiesa, ma chi perseguita te sta perseguitando il Signore. Dio l'aveva portato su quella strada e il Signore rispose. Deuteronomio 29,5 dice: e vi ho condotto 40 anni nel deserto, le vostre vesti non si sono logorate addosso e i vostri calzari non si sono logorati ai vostri piedi. Dio provvederà sempre per noi. Ascolta bene quello che voglio dirti. Purtroppo a volte arrivano delle predicazioni da certi pulpiti che a volte mi fanno così innervosire. Guardate, io ringrazio il Signore. Stamattina o ieri ho visto una cosa, uno che predicava con un martello in mano. L'ho messo sulla mia pagina di Facebook, andate a vedere. Questo con il martello predicava e lo dava in testa, cioè appoggiava in testa alle persone e queste cadevano a terra con martellate. Io dico, ringrazio il Signore, l'ho detto pubblicamente, che non viene mai da queste parti, perché se dovesse venire qua uno del genere, a me mi troverete sui giornali, tutti i telegiornali, che io ho picchiato questa persona. Cristianamente me la picchio. Non ce la faccio. Ingannare le persone. E quanta gente era lì presente? Ci sono certe prediche che ti mettono in una condizione così a terra da farti credere che quello che tu stai vivendo è perché tu hai scelto, è perché tu hai fatto una strada che non dovevi fare, è perché tu non hai fatto quello che bisognava fare. È vero, fratelli, noi sbagliamo, ma chi è che non sbaglia? Alzate la mano chi è che non sbaglia. E se noi dovessimo pagare le colpe, dovessimo vivere per le colpe che noi facciamo, ma secondo voi meritiamo qualcosa? Se sbagliamo la strada, se abbiamo intrapreso una strada sbagliata, credi tu che il Signore non ti viene a prendere? Ti lascia in quella condizione? Vi ricordate cosa disse Gesù ai farisei? Era il giorno del sabato che guariva le persone. E Gesù fece questa osservazione: ma se qualcuno di voi perde un figlio e cade nel pozzo, a quel figlio lo lascia a prendere il giorno dopo la domenica o lo va a prendere al sabato? E credi che Gesù non ti viene a prendere? Credi che Gesù ti lascia in balia al tuo errore? Ce lo fa capire, perché dobbiamo maturare, perché dobbiamo crescere, ma Lui ti viene a prendere. Sappi, Lui non è un uomo, non lo puoi paragonare a nessun uomo sulla faccia della terra. Lui è Dio e ti ama. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Vita eterna. E dove li condusse? Dove lo portò? Dove li portò? Li portò ad affrontare davanti a loro uno dei miracoli più grandi che ci sono stati nell'Antico Testamento. Li portò verso il Mar Rosso. Ma Signore, eccola via. Ma Signore, ci hai risparmiato il deserto, quelli che ci hanno seguiti, adesso ci porti qua che non possiamo, siamo davanti al Mar Rosso, siamo davanti a un problema più grande di prima. Come faremo a attraversare il Mar Rosso? Dio è potente ancora oggi di aprire qualsiasi mare che c'è davanti a te. Perché è lo stesso di ieri, non è cambiato. Lui è potente ancora oggi di aprire il Mar Rosso davanti a te e fartelo passare, andare dall'altra parte. Dicevo giovedì che qualcuno aveva detto a scuola, professore, ma sai, tu credi ancora a queste cose, perché lì c'è stata una bassa marea, succede sempre che la bassa marea arriva, quindi loro sono passati per la bassa marea, tutto il popolo, pensate, 2 milioni di persone
si abbassa la balsa marea, e questo ragazzo ha detto: ma allora il miracolo è ancora più grande, perché sono morti tutti quanti in una balsa marea quelli che li seguivano. Tutto l'Egitto poi è stato in una bassa marea, con il miracolo ancora più grande. O Dio li ha rimpiccioliti tutti quanti che sono morti in una... Apro una parentesi e la chiudo subito. Questa mattina io scrivevo, perché tanti hanno scritto anche su Piero Angela, che è morto ieri. E io ho scritto, almeno per quanto ho visto, sono stato l'unico a scrivere questa cosa, non me ne pento di averla fatta, ma la verità va detta. Una brava persona, una persona educata, gentile, molto gentile. Una persona che è un piacere anche ascoltarlo. Potevamo ascoltare, bello ascoltare. Però aveva la sua idea della creazione, che non è quella biblica, non è quella che noi creiamo. E in più, lui si è dichiarato ateo apertamente. Allora, siccome che un giornalista ha scritto è volato verso il cielo, verso il paradiso, quel paradiso che lui non ha mai creduto, e io ho scritto: mi dispiace, perché la Bibbia afferma che giova all'uomo guadagnare il mondo intero e perdere l'anima sua. Avere tutta la conoscenza di questo mondo, dice l'Apostolo Paolo, Corinzi 13, quando io avessi la conoscenza, la fede, di conoscere tutta la scienza, i misteri, ma se non ho amore, l'amore chi è? Cristo. Se non ho amore, non mi giova a nulla. E allora qualcuno mi ha riscritto subito: ma chi sei tu che ti permetti di giudicare? Ah, io non giudico niente. Io non mi permetto di giudicare, io dico ciò che la Bibbia dice. Poi se mi contraddice a quello che la Bibbia dice va bene, ma io dico quello che la Bibbia dice, perché sennò la morte di Cristo e la venuta di Cristo sarebbe stato invano. Perché Dio ha detto che ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliuolo, chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è il versetto centrale spiritualmente della scrittura. Cristo è venuto per redimere, per salvare. Voglio concludere il messaggio di questa mattina. Io non so quale sia la situazione che tu stai vivendo. Non so se veramente ti trovi in una situazione dove tu stesso hai detto, o meglio stai pensando ancora che il Signore ti risponda, oppure avrebbe potuto rispondere in maniera diversa, perché quella risposta che il Signore ha dato non ti è piaciuta. Ebbene, allora io questa mattina voglio dirti in autorità alla parola di Dio e al messaggio della parola di Dio: abbi fiducia. Abbi fiducia nel Signore. Tu vedrai quello che Dio ha stabilito per te. E quello che Dio stabilisce per te lo posso assicurare, è la cosa migliore per la tua vita. Ma Signore, perché non mi hai dato questo? Perché noi non vogliamo i no del Signore, vogliamo solo sì e subito. Ma i no del Signore, e il no è una risposta, siete d'accordo o no? Non è una risposta. Io da piccolino, ero ragazzino, vivevo nel centro di Napoli, proprio Napoli centro, e io chiedevo sempre a mio padre e a mia madre di avere una bicicletta. E quindi noi nelle nostre parti, nel meridione, nel sud Italia, non arriva Babbo Natale, arriva la Befana, al 6. Quindi quando arrivava la Befana io volevo una bicicletta, ma papà mi regalava un trenino e io ho odiato i trenini. Infatti quando mi sono sposato, ci siamo sposati, a Deborah era ancora nel nido, io gli ho comprato la bicicletta con le 3 rotelle rosa laterale, perché ho detto mi è mancata a me, la deve avere lei. Perché non mi comprava la bicicletta papà e mamma? Perché io abitavo nel centro di Napoli. Non c'era un posto dove poter scendere con la bicicletta perché rischiavi la vita. Ti prendevano sotto. Io ero in un vicolo stretto. Io sarei sceso con la bicicletta avanti e indietro e mamma, per la preoccupazione, non mi comprava la bicicletta, ma non perché non mi amava,
ma perché aveva preoccupazioni. E la parola di Dio dice: quando più sapete dare le cose buone ai vostri figli, che siete carnali e siete umani, quando più il Padre vostro celeste sa darvi le cose buone ad ognuno di voi, perché il Padre vostro celeste sa di quello di cui avete bisogno. Dio sa di quello che tu hai bisogno. Ricordatelo. Dio sa di quello che tu hai bisogno, perché conosce ogni cosa e soprattutto Dio guida la tua vita, non ti preoccupare. Dio sa qual è il meglio e se Lui non ha scelto la via più breve è perché ha qualcosa di migliore per te. Alziamoci in piedi. Gloria al tuo nome. Alleluia. Gloria a Gesù. Se tu sei venuto qui questa mattina anche per ricevere una preghiera, perché magari questo è stato il messaggio per te, in risposta alla domanda o quello che tu stavi chiedendo, il Signore ha parlato alla tua vita e tu desideri che la Chiesa prega per te, affinché tu possa uscire da questo locale con una gioia nel tuo cuore, sapendo che il Signore ha già provveduto a una risposta per la tua vita. Allora io ti invito di venire qui davanti, perché voglio pregare per te. Voglio pregare per te. Se tu sei qui per le prime volte e non conosci ancora il Signore e lo vuoi sperimentare nella tua vita, vieni qui davanti, perché io voglio pregare con te, per te. Ma tutta la Chiesa si unirà a pregare per te. Tutta la Chiesa che è dietro stenderà le mani verso di te e pregheranno per te, affinché la gioia del Signore sia la tua forza, affinché tu possa uscire con la consapevolezza che la risposta che tu aspettavi, che tu stai aspettando, e quella che Dio ti ha dato è la migliore per te. Tu uscirai da questo luogo con la consapevolezza che il Signore è il meglio per te. Lo stai aspettando, stai vivendo. Signore, perché tardi? Perché la via più lunga mi stai facendo fare e non mi dai subito quello che è più breve che ti sto chiedendo? Perché Dio ha il meglio per te. Amen. Mentre i fratelli magari ci aiutano con un cantico, gloria al tuo nome. Voi che siete lì, volete pregare con me? Amen. Se ci sono delle sorelle, del consiglio, che vogliono venire a pregare per le sorelle, dei fratelli che vogliono venire a pregare, venite davanti, pregate per loro. Mettete le vostre mani, pregate per ognuno di loro. Aiutatemi nella preghiera. Amen. Sai che Dio può usarsi di te? Sai che Dio può usarsi di te? L'ho detto giovedì nello studio. Lasciati usare dal Signore. Amen. Gloria a Dio. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Gloria a te, Gesù. Ciò che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo tu vedrai. E queste sono le cose che Dio ha preparato per te che ami Lui, per te che appartieni a Lui. Tu vedrai, la risposta arriverà, il Signore opererà, ciò che Lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione ungere, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Ciò che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo tu vedrai. E queste sono le cose che Dio ha preparato per te che ami Lui, per te che appartieni a Lui.
risposta arriverà, il Signore opererà, ciò che Lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione ungere, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Tu vedrai. Il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Tu vedrai la risposta arriverà, il Signore opererà, ciò che Lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione ungere, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Tu vedrai. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, ed io scopro la vera ragione perché io vivo, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore. La ragione per cui vivo, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore. La ragione per cui vivo, per adorarti, Signore.
Signore, sì, questa mattina vogliamo dire grazie che ci hai salvati. Grazie che abbiamo lo Spirito Santo che parla ai nostri cuori. Grazie per il messaggio che tu hai dato ad ognuno di noi questa mattina. Grazie per il tuo infinito amore. Grazie, Signore, per questi cuori che questa mattina lo hanno ricevuto nel proprio cuore. Signore, fa che il nemico non venga a rubare il seme che tu questa mattina hai piantato. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Che possano uscire con la consapevolezza che sono al centro della tua volontà e che tu guidi i nostri passi. Signore, benedici il restante di questa giornata. Fa che possiamo parlare agli altri di come siamo stati bene alla tua presenza e di come tu parli dal tuo trono santo. Grazie, Padre. Benedici i nostri fratelli a casa per quanti hanno ricevuto questo messaggio e per quando lo riceveranno ancora. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio ci benedica. Buona domenica. Buona domenica a tutti quanti voi.